Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 42esima e ultima giornata della Serie B-Win 2011-2012 che all'Ezio Scida di Crotone mette di fronte i padroni di casa allenati da Drago al Brescia di Calori. Si festeggia la salvezza dei calabresi e la 100esima in serie cadetta di Abruzzese con la maglia del Crotone in un match diretto da Di Paolo di Avezzano. La partita inizia subito con un buon ritmo ed è il Crotone ad essere protagonista nelle prime battute. Tocca a Galardo all'11esimo andare a chiudere il triangolo con Eramo, ci prova con il destro, lo specchio però è lontano. 21esimo tocca ad Allamano svegliare i suoi dopo un periodo di torpore. Il sinistro al volo sul cross di Budel dalla destra costringe Bindi agli straordinari, è buono il gesto atletico. 26esimo Correia manda Ciano nello spazio, il controllo dell'esterno destro del Crotone, converge al centro, ci prova con il sinistro, corpo all'indietro, pallone alle stelle. È l'ultima azione del primo tempo, la ripresa comincia col solito buon ritmo. Al 50esimo Jonatas esce dal letargo, manda letteralmente a farfalle la difesa sull'azione di rimessa, ma manda alle stelle il suo tentativo con il sinistro, complice forse il campo non in perfette condizioni. Un minuto dopo tocca a Piovaccari provarci, è buono il suo tentativo con il destro, altrettanto buona la risposta di Bindi. Sostituzione prevista nel Brescia, esce Arcari, spazio al debuttante classe 1990 Caroppo. Esordio sfortunato perché al 56esimo la gara si sblocca. Galardo mette un pallone col contagiri per De Giorgio, a tu per tu col portiere, pallonetto vincente, vantaggio calabrese, Crotone 1, Brescia 0, quarto gol in 89 partite per il numero 10 di Drago, classe 1983. Sono passati veramente pochi secondi dall'esordio di Caroppo, non il massimo della vita per lui. E passano ancora pochi secondi, andiamo al 58esimo, le rondinelle sono ancora rintronate. De Giorgio è on fire per dirla all'americana, limite dell'area, vede Carroppo fuori posizione, tocco sotto morbido, 2-0 Crotone, 3 gol in 88 partite prima di oggi, 2 reti in 2 minuti nell'ultima allo Scida per questa stagione per il numero 10 di Drago. Giusto il tempo di esultare e si spinge ancora. Da Galardo a pettinare il colpo di testa, il pallone resta lì e Abruzzese festeggia la 100esima col Crotone in B con una rete, 3-0, 3 gol in 5 minuti per i calabresi, sfortunato Caroppo, un esordio che purtroppo non dimenticherà. E allora ci sono ancora azioni, 68esimo, Ciano chiude l'azione corale col piatto destro e quanto di più semplice per fare 4-0 Crotone allo Scida. Il Brescia è letteralmente un pugile a terra. 75esimo, ci prova Piovaccari in qualche modo a rendere orgogliosa la partita bresciana, ma la giornata no dei Lombardi trova il suo emblema in questo tentativo facilmente bloccato da Bindi. Eppure le rondinelle ci provano ancora. All'82esimo De Maio stacca di testa, la traversa strozza l'esultanza. 83esimo l'orgoglio bresciano trova sfogo in Zambelli che, servito da Jonatas, non ha problemi nel battere De Luca sul suo palo, 4-1, e anche il portiere di riserva del Crotone, che ha sostituito Bindi sul 4-0, non festeggia appieno la sua presenza in Serie B. Termina così allo Scida, Crotone 4, Brescia 1, il Brescia può pensare alla prossima stagione quando cercherà di arrivare direttamente in Serie A.